telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con Ore 13. Quest'oggi parleremo di fatturazione elettronica e di tutte le novità che entreranno in vigore con il nuovo anno. Qui con noi per fornire tutte le informazioni necessarie sull'argomento Stefano Russolo, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi, e Cristina Campagnaro dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. Buongiorno, grazie anche a lei per essere intervenuti in questa puntata. Un argomento dunque complesso, quello che affrontiamo oggi, e che sicuramente interessa moltissime persone, dalle grandi aziende fino alla partita IVA. Allora, cominciamo con Cristina Campagnaro. Da quando decorre intanto l'obbligo di fatturazione elettronica e chi è escluso, se qualcuno è escluso? Allora, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal prossimo 1° gennaio 2019 e sarà esteso chiaramente a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sia soggetti operanti, diciamo, in regime IVA, quindi soggetti titolari di partita IVA, che consumatori finali. L'obbligo di fatturazione elettronica, ecco, non è di così recente introduzione, ovvero ha già avuto un debutto e è avvenuto lo scorso giugno del 2014, quando l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso alle agenzie fiscali, per poi, ecco, trovare una ulteriore, diciamo, diffusione a decorrere dal 31 di marzo 2015 per appunto tutte le pubbliche amministrazioni, quindi l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Quindi prima del 1° gennaio del 2019 abbiamo già avuto un'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° luglio del 2018, quindi dal 1° luglio di quest'anno, l'obbligo di fatturazione elettronica ha trovato applicazione con riferimento alle cessioni di carburanti e di gasolio per motori, ad eccezione, diciamo, di quello che è l'ultimo livello di commercializzazione, quindi il rifornimento presso il distributore stradale. Quindi un obbligo di fatturazione elettronica al momento limitato al passaggio, diciamo, antecedente rispetto a quello che è la cessione al consumatore finale. Dal 1° luglio del 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai rapporti di subappalto e di subfornitura nell'ambito, diciamo, dei quadri di rapporti, diciamo, contrattuali con le pubbliche amministrazioni, quindi un'ulteriore estensione dell'obbligo che era già entrato in vigore dal 31 marzo del 2015, per poi giungere appunto alla prossima data del 1° gennaio 2019, da quando appunto l'obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso, come anticipavo in premessa, a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sia nei confronti di soggetti titolari di partita IVA che di consumatori finali. Quali sono i soggetti esclusi? Allora, abbiamo un'esclusione per quelli che sono, ecco, diciamo, i soggetti di minori dimensioni, e mi riferisco ai soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio piuttosto che agli operatori, diciamo, cosiddetti minimi. Abbiamo un'esclusione degli operatori agricoli, diciamo, in regime anch'essi semplificato, in quanto non realizzano un volume d'affari superiore a 7.000 euro, e poi, ecco, abbiamo degli ulteriori esclusioni che sono riferite, ecco, ai soggetti che effettuano le comunicazioni dei dati al sistema tessera sanitaria, e mi riferisco sostanzialmente ai medici, e poi abbiamo, ecco, un'ulteriore esclusione che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che applicano un regime, diciamo, agevolato cosiddetto forfettario, che non hanno realizzato per l'esercizio precedenti proventi dall'attività, diciamo, commerciale, quindi mi riferisco a sponsorizzazioni inferiori ai 65.000 euro, quindi soggetti che hanno realizzato appunto proventi da attività commerciali per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche inferiore ai 65.000 euro. Soggetti esclusi sono anche diciamo, i soggetti esteri, per cui un operatore che opera nell'esercizio di arti professioni, quindi un soggetto titolare di partita IVA, non riceverà
riceverà fatture in formato elettronico da parte, diciamo, di un soggetto estero, viceversa appunto vi è ancora la possibilità di emettere fatture cartacee nei confronti di soggetti esteri, per cui un operatore che appunto intrattiene operazioni con soggetti non residenti avrà comunque la possibilità di emettere la fattura ancora in formato cartaceo, ma può avvalersi comunque della possibilità di emettere delle fatture in formato elettronico. Ecco, quindi un obbligo estremamente generalizzato, con alcune esclusioni che riguardano i soggetti, diciamo, di minori dimensioni. Ecco, quindi per tutti questi soggetti di minori dimensioni dal 1° gennaio non cambia nulla di fatto? Non cambia nulla, nel senso che potranno comunque continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, per cui non abbiamo, ecco, un'eliminazione completa della fattura cartacea. Rimane il fatto che comunque questi soggetti potranno ricevere delle fatture in formato elettronico, per cui dovranno ad ogni modo strutturarsi. Ecco, quindi abbiamo visto, no, dottor Russolo, che sicuramente è una platea estremamente vasta, quella dei contribuenti che volenti o nolenti, insomma, dovranno usufruire di questo nuovo strumento della fatturazione elettronica. Ma quali sono i vantaggi della fatturazione elettronica? Perché molto si è parlato dei problemi anche nei telegiornali, no, delle ultime settimane, delle perplessità anche di alcune categorie, ma sicuramente sono delle novità introdotte per in qualche modo agevolare, anche se si vuole, la vita di alcuni, se non altro contribuenti o dell'Agenzia delle Entrate. Quali sono questi vantaggi? Allora, la fatturazione elettronica, come tutte le innovazioni tecnologiche, comporta un salto di qualità nell'operatività. Quando sono stati introdotti i telai meccanici, i tessitori si sono ribellati perché si sono trovati in difficoltà, pensavano di essere messi in difficoltà e temevano di perdere il loro lavoro. In realtà la tecnologia è sempre un passo in avanti, è sempre una crescita. I vantaggi della fatturazione elettronica saranno quello di semplificare il trasferimento, la comunicazione, l'invio, di dare certezza alla trasmissione del dato, all'acquisizione del dato, a dare maggiore sicurezza e a diminuire potenzialmente l'errore nella trasmissione dei dati, ma anche a semplificare il processo, ad esempio, di acquisizione dei file che servono a utilizzare successivamente la fattura. Pensate ad esempio alla presentazione delle fatture in banca per l'incasso, al trattamento successivo del flusso dei dati per la presentazione degli effetti. Qualche anno fa, quando è entrato in vigore l'home banking, molti si spaventavano, c'era la preoccupazione come si farà, cosa succederà, e invece adesso in banca non va praticamente più nessuno, perché questo ha migliorato la qualità del rapporto. La fatturazione elettronica consentirà di trasferire i dati, di inviare con più certezza il documento, con dare la certezza della comunicazione del dato, del momento di comunicazione, del momento di acquisizione, dell'effettività del raggiungimento, e eventualmente anche facilitare tutti quei processi di incasso e di movimentazione, o anche il contenzioso che dovesse sorgere sulla fattura elettronica, perché oggi per fare un decreto ingiuntivo io devo, ad esempio, allegare al mio decreto ingiuntivo la pagina del libro giornale con la stampa della documentazione. Domani avrò un flusso telematico che è certificato da un sistema di inoltro dell'informazione, e avrò la certezza di aver spedito questa fattura, che sia stata ricevuta, sia stata trattata. Nel giro di alcuni anni probabilmente anche il trattamento dell'informazione sarà semplificato, avremo gli intermediari che saranno probabilmente facilitati nell'assistere la loro clientela nel trattamento di questa informazione, riusciremo a fare più velocemente e meglio tutta una serie di analisi, di valutazioni sui dati, riusciremo probabilmente a semplificare il processo di comunicazione del dato e della fattura, semplificando l'acquisizione. La tecnologia è sempre un vantaggio. Poi la difficoltà sta nel metterla in atto, nel non spaventarsi della novità, nell'essere pronti. Per noi professionisti, ad esempio, sarà una grossa sfida il fatto di aiutare i nostri clienti a non vivere in modo traumatico questa nuova esperienza. Diventeremo
dei facilitatori di processo piuttosto che dei utilizzatori di dati. Dobbiamo mettere in condizione il nostro cliente di ottimizzare questo uso, di gestirlo al meglio, di semplificare il suo processo, cioè consentendogli di facilitare questo tipo di attività, facendo diventare uno strumento di crescita delle aziende. Quindi alle volte insomma è solo l'idea della novità, del cambiamento che magari spaventa rispetto a poi quelli che in realtà con il tempo ci si accorge sono i reali benefici, i reali vantaggi. L'innovazione è sempre positiva, la crescita va sempre vista con fiducia e sicuramente tutto questo ci consentirà ad esempio di semplificare tutta una serie di comunicazioni di dati all'Agenzia delle Entrate. Nel giro di qualche anno perderemo tutta una serie di dichiarazioni che adesso dobbiamo fare per poter trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate. Io penso allo spesometro che non ci sarà più, anche se avremo l'esterometro per la comunicazione di quei documenti che non entrano nel sistema della fattura elettronica. Probabilmente perderemo lo strumento della comunicazione dei dati IVA, arriveremo ad avere le dichiarazioni IVA precompilate. Chiaramente ci sarà un periodo in cui verranno affrontati i problemi, risolti i problemi che magari di cui adesso non abbiamo contezza, ma che si presenteranno. Guardi, la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, del MEF nel ridurre le sanzioni per il primo periodo è un buon esempio dell'approccio costruttivo nel fare queste cose. È una richiesta che è stata inoltrata dal nostro ordine, che in realtà aveva chiesto di eliminare le sanzioni per tutto il primo anno di inizio dell'attività. È una richiesta che è stata accolta parzialmente, ma è stata accolta, significa che c'è la disponibilità di affrontare questo tipo di problema nella certezza che questo farà fare un salto di qualità al nostro Stato. Dopo, molti attendono le proroghe. Teniamo presente che da questa misura è previsto un gettito, una minore evasione, un contenimento dell'evasione IVA e quindi difficilmente, o comunque in ogni caso non dobbiamo sperare in una proroga. Se ci sarà arriverà all'ultimo momento, ma dobbiamo essere pronti ad operare senza sperare in continui rinvii, perché ripeto, quindi pronti ad affrontare questa novità. Allora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo vedremo anche quelli che sono i costi però di questa nuova gestione della fatturazione. Allora pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Ore 13, eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando di fatturazione elettronica e di tutte le novità che ci aspettano su questo argomento a partire dal nuovo anno. Abbiamo visto quindi chi dovrà fare la fatturazione elettronica, chi è esentato, quali sono i vantaggi. Ora, dottor Russolo, vediamo quali sono anche i costi invece di questa nuova gestione. I costi della nuova gestione rispetto a quella analogica, sì, naturalmente, allora, che c'era prima. Dividiamolo in due. La prima è il costo per produrre le fatture elettroniche. In realtà chi si faceva le fatture con il computer domani utilizzerà un software più o meno analogo per produrre le fatture elettroniche, stamperà probabilmente anche la copia su carta e non sosterrà maggiori costi. Quindi siamo lì, insomma. Una competenza digitale minima consente di utilizzare il sistema dell'Agenzia delle Entrate, che peraltro funziona discretamente bene, l'abbiamo già provato con le fatture della pubblica amministrazione, e che non ha sostanzialmente costi. Ci sarà per i contribuenti con minore competenza la necessità di un'assistenza all'avvio o per qualcuno, ma penso una parte minima, un'assistenza alla compilazione delle fatture elettroniche. Qui dovremmo valutare l'impatto del tempo o la spendita, ma per quello che riguarda l'emissione della fattura elettronica, anche i programmi proposti dalla maggior parte delle software house consentono con un costo di 100-200 euro all'anno di affrontare la possibilità di emettere fatture elettroniche senza grosse difficoltà, e quindi non saranno costi altissimi.
se vogliamo, quello che servirà sarà l'assistenza all'avvio, che potrà comportare una spendita di tempo da parte del cliente, del professionista che lo assiste, o degli uffici di Agenzia delle Entrate, qualora diano informazioni di questo tipo. Certo, se volessimo, dottoressa Campagnaro, fare un'analisi costi-benefici, che cosa emergerebbe in funzione delle differenti tipologie di operatori economici, la grande azienda piuttosto che l'artigiano, il professionista? Diciamo, ecco, che in questo contesto in continua evoluzione, dove ci troviamo sempre ad affrontare nuovi adempimenti, nuove regole, diciamo, ecco, l'avvento della fatturazione elettronica, come diceva appunto Russolo, è una grandissima novità che determinerà, ecco, una riorganizzazione, diciamo, dei processi aziendali, una riorganizzazione dei rapporti tra clienti e fornitori, per cui chiaramente, come tutte le novità, avrà un impatto, diciamo, diverso rispetto a quelle che sono le dimensioni dei soggetti destinatari. Potremmo, ecco, immaginare una relazione in qualche modo inversamente proporzionale rispetto a quella che è la dimensione dell'azienda. Un'azienda, diciamo, di più grandi dimensioni rileverà probabilmente sotto un certo profilo un impatto, diciamo, meno, ecco, importante rispetto a un'azienda di piccole dimensioni, quindi troverà probabilmente un'azienda di grandi dimensioni minori difficoltà nell'affrontare un passaggio di questo tipo. È chiaro che non possiamo non evidenziare come in un'azienda di grandi dimensioni spesso questa, diciamo, sia dotata anche di competenze tecniche, di strutture interne adeguate per poter affrontare un cambiamento di questo tipo. Non possiamo, ecco, non evidenziare come invece un soggetto di minori dimensioni debba, ecco, in qualche modo sopportare un maggiore sforzo in questo passaggio, e quindi magari anche rivolgersi all'esterno, quindi verso un professionista che lo possa in qualche modo accompagnare anche da un punto di vista, ecco, tecnologico, mettendolo in contatto, ecco, con dei partner, diciamo, tecnologici, per poter in qualche modo affrontare, ecco, questa grande novità. Per cui, ecco, vorrei evidenziare, ecco, che sotto un certo profilo dobbiamo comunque tener conto delle dimensioni del destinatario. Ecco. Certo, questo è un po' l'elemento discriminante alla fine, esatto. Poi, sia ecco, per quanto riguarda i vantaggi che per quanto non sarà probabilmente sempre così in tutte diciamo, le aziende, però, ecco, mi sentirei, ecco, di evidenziare questo tipo di circostanza. Ecco, dottor Russolo, con la fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate avrà di fatto in mano tutti i dati. Questo in qualche modo ridurrà gli adempimenti? Se ne accennava per quanto riguarda i vantaggi, no, di questo nuovo tipo di fatturazione. Allora, mi permette di dire che deve ridurre gli adempimenti, perché se noi vogliamo avviare un processo di semplificazione, questo processo di semplificazione deve andare a vantaggio del contribuente, deve ridurre la burocrazia, che è uno dei costi maggiori che grava sulle nostre aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, e deve semplificare il processo. È evidente che se ho già l'informazione dei flussi di fatture emesse, del destinatario, i volumi, e forse anche qualche elemento che potenzialmente può essere inutile, che probabilmente verrà tolto dalle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate non avrà più bisogno di acquisire tutta una serie di informazioni che adesso acquisisce tramite spesometri ed altro, e certamente questi adempimenti verranno eliminati, possibilmente senza inserirne di nuovi, in modo da far cogliere l'importanza della semplificazione e il vantaggio di queste novità al singolo contribuente. Se non lo fa diventerà una complicazione, ma sono certo, è evidente che la volontà è quella di semplificare. D'altra parte la fattura elettronica è nata in un processo di semplificazione, deve essere colto dalle persone proprio in questo senso. Ecco, collegato parzialmente, diciamo, a questo discorso è quello della privacy. Il garante della privacy ha espresso anche alcune perplessità sulla fatturazione elettronica. Voi come professionisti, come commercialisti, come vedete l'introduzione di questa fattura sul fronte privacy? Allora, in realtà il garante della privacy non ha fatto altro che cogliere le stesse criticità che avevamo colto noi.
all'Agenzia delle Entrate servono alcuni dati: il destinatario, l'ammontare della fattura, l'aliquota IVA applicata o il codice di esenzione. Non serve certamente conoscere il contenuto della fattura, che a volte è riservato o comunque deve essere limitato e controllato nei rapporti fra i soggetti che ne hanno interessi. Noi pensiamo che non sarà complicato risolvere questo problema, basterà che i dati disponibili e acquisibili da chiunque siano ridotti a quelli che effettivamente rientrano nell'ambito delle necessità. Non serve certo all'Agenzia delle Entrate sapere che l'azienda A ha prodotto 4.000 viti per mobili che ha venduto a 30 centesimi all'una per il suo committente. Gli basterà sapere che ha fatto 1.200 euro di fatturato nei confronti del suo cliente, e gli ha fornito la merce, e che questo incasso avverrà nell'arco di 30-40 giorni. Ci sarà un processo di limatura e di semplificazione che speriamo non venga risolto con la creazione di nuovi adempimenti, ad esempio, non so, un registro degli intermediari o delle deleghe o dell'altro, perché questo andrebbe contro lo spirito della norma, cioè quello di semplificare gli adempimenti, rendere più agevole la vita delle persone. Ecco, dottoressa Campagnaro, per quanto riguarda, ne accennava lei all'inizio di trasmissione, per quanto riguarda i soggetti che non risiedono in Italia, come funziona nel dettaglio la questione della fatturazione elettronica? Allora, sì, ne accennavo appunto proprio nell'introduzione, perché appunto gli operatori economici italiani appunto che intrattengono operazioni e realizzano operazioni con soggetti non residenti non sono obbligati, aziende, lo ricordiamo proprio nella nostra provincia, che hanno numerosi rapporti con l'estero, esatto. Con l'estero, no? Ecco, diciamo che le operazioni appunto con l'estero potranno continuare ad essere documentate con la fattura, diciamo, in formato cartaceo, per cui c'è un esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica. Ciò non toglie comunque che per ragioni di semplificazione vi sia comunque la possibilità di emettere la fattura in formato elettronico, per cui ciascuna azienda o ciascun operatore economico potrà decidere eventualmente di emettere comunque le fatture in formato elettronico. Prima Russolo accennava ad un nuovo adempimento e mi riferisco all'esterometro. Se da un lato appunto in un'ottica di semplificazione è stato abrogato quello che era lo spesometro, l'elenco clienti fornitori, comunicazione dati fatture che dir si voglia, quindi una comunicazione diciamo contenente la totalità delle operazioni, si tratta di un semplice scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate riguardante tutte le operazioni realizzate da un soggetto. Se quest'obbligo è stato proprio eliminato con riferimento appunto all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le operazioni con l'estero, per le quali appunto possono continuare ad essere documentate con un documento in formato cartaceo, dovranno essere riepilogate in una nuova comunicazione che prende il nome appunto di esterometro. Quindi abbiamo un elenco di operazioni che dovranno essere comunicate e saranno le operazioni appunto con l'estero. Ecco, dottor Russolo, abbiamo visto tutta una serie di novità e di cambiamenti, ma mettiamoci ora dall'altra parte. Abbiamo visto la parte dei professionisti e la parte delle aziende. Dal vostro osservatorio, le aziende sono pronte ad affrontare questa novità? Allora, dal nostro osservatorio le aziende di più grandi dimensioni auspicano queste novità, perché la digitalizzazione dei flussi gli semplifica l'attività, perché sono già pronte ad affrontare questo tipo di novità, e anzi li agevola sia in termini di valutazione, sia in termini di acquisizione, sia in termini di gestione del dato. Le aziende di più piccola dimensione sono chi pronto, chi impaurito, chi disponibile, chi ricettivo e chi disperato, perché spesso le informazioni noi le acquisiamo da fonti che non sono così immediate o così neutrali. Se ci iscriviamo a un gruppo di Facebook dei nemici della fattura elettronica, in questo gruppo appariranno notizie
tragiche su quello che succederà. Se ne sono sentite un po' di tutti i colori in queste ultime settimane. Il nostro compito come professionisti, ritorno nel mio ambito, è quello di aiutare le persone e fargli capire che non finirà la vita il 1° gennaio e semplicemente dovranno adattarsi, adeguarsi ad uno strumento che alla fine diventerà semplice anche per loro. Certamente le persone spaventate ci saranno, certamente le persone che fino a ieri non erano disponibili ad usare l'home banking per fare i movimenti bancari, per fare le loro operazioni bancarie, continueranno ad esserci, ma l'evoluzione della tecnologia va verso una diversa forma di strumenti e noi dobbiamo essere bravi a spiegargli che la vita non finirà il 1° gennaio, che sarà tutto semplice, che li accompagneremo in questa sfida. Poi dobbiamo renderci conto che l'Italia è lunga e stretta, le infrastrutture di questo paese non sempre sono adeguate alle nostre ambizioni e in qualche area ci saranno delle difficoltà legate alla possibilità di effettivo utilizzo degli strumenti necessari per la fruizione o per questo tipo di attività, e qualche difficoltà ci sarà. Ecco, ne parlavamo infatti poco prima di iniziare la trasmissione. Per ritornare al nostro territorio, in provincia di Treviso ci sono ancora delle zone che non sono coperte dalla rete, quindi anche in quel caso lì ovviamente si aprono dei problemi e delle difficoltà. Le criticità ci sono, senz'altro. Da una parte noi abbiamo l'interlocutore nell'Agenzia delle Entrate, da una parte, e dai nostri clienti dall'altra. I nostri clienti, quando abbiamo cominciato a spiegargli che mettendo a disposizione gli strumenti informatici, accompagnandoli nel percorso, le cose si risolveranno, si sono per la gran parte tranquillizzati. Certamente gran parte degli strumenti prevedono la disponibilità del wifi, della rete internet, dell'accesso agli strumenti, e in qualche caso qualche difficoltà ci sarà. Ma vede, il fatto stesso che l'Agenzia delle Entrate ha recepito le nostre richieste, le nostre istanze di evitare le sanzioni nel primo periodo, di cercare di emanare delle circolari interpretative, stanno ancora limando alcuni particolari, mi fa essere fiducioso nel fatto che anche queste criticità verranno accolte e affrontate con spirito costruttivo, e quindi queste persone nel primo periodo in qualche modo saranno aiutate magari anche dai loro stessi professionisti, per cui noi riusciremo a supportarli in questa in maniera da creare il minimo disagio sì, possibile, men che meno le sanzioni, insomma, mi pare di capire. Allora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ore 13, eccoci nuovamente in onda per parlare di fatturazione elettronica, di tutte le novità che ci attendono a partire dal 1° gennaio del 2019. Siamo qui in studio con Stefano Russolo, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, e Cristina Campagnaro dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. Dottoressa Campagnaro, se ad un soggetto escluso dall'obbligo, abbiamo visto prima quali sono, viene comunque richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla? Diciamo che per definizione un soggetto escluso non è obbligato chiaramente a certificare l'operazione con l'emissione di una fattura in formato elettronico. Volendo però sempre in una possibilità, quindi nell'ambito di una facoltà, appunto emettere comunque la fattura in formato elettronico, e mi riferisco in particolar modo ai soggetti di minori dimensioni, quindi ai soggetti rientranti nel regime forfettario, oppure piuttosto i soggetti minimi, quindi soggetti titolari di partita IVA con
volumi non importanti, questi soggetti potranno comunque, se lo vogliono, emettere le fatture in formato elettronico. Ecco, questi soggetti, la maggior parte dei quali sono anche giovani, appunto perché questi regimi trovano applicazione con riferimento alle partite IVA che appunto non hanno un volume elevato sia in termini di fatturato che di operazioni. Ecco, questi soggetti possono comunque avvalersi. Quindi non sono obbligati, ma se lo ritengono possono scegliere di emetterla comunque. Quando si cominciano ad emettere fatture elettroniche, dottoressa, che cosa succede a quelle cartacee? Perché soprattutto magari chi non è proprio giovanissimo, come se ne parlava prima, il fatto di non avere più in mano la carta come era una volta può creare qualche problema. Diciamo che dal 1° gennaio 2019 per i soggetti appunto obbligati ad emettere le fatture in formato elettronico, fatta eccezione, lo dicevamo prima, per le operazioni con l'estero, la fattura cartacea deve essere dimenticata, non esiste, perché una fattura emessa in formato non XML, che appunto è il formato elettronico della fattura, così è l'acronimo con il quale viene appunto denominata, una fattura che non è emessa in questo formato non esiste, non si considera come emessa, per cui è un documento che non consente da parte del soggetto che la riceve di detrarre l'IVA, quindi detrarre l'imposta, e dall'altro lato è un documento per il quale appunto non abbiamo nessuna traccia, l'operazione si considera come non certificata, quindi c'è anche la possibilità di incorrere chiaramente in sanzioni, oltre che appunto dall'altra parte il soggetto che la riceve dovrà in qualche modo fare in modo che l'operazione venga documentata, per cui si innescano anche una serie di meccanismi per cui è lo stesso operatore che riceve la fattura a dover in qualche modo sopperire alla mancanza del proprio fornitore. Ecco, per quanto riguarda le sanzioni, dottor Russolo, in caso di errori, come si dovrebbe intervenire secondo voi? Come dicevo, l'Agenzia delle Entrate ha già comunicato, ci ha già fatto sapere che per il primo periodo non ci saranno sostanzialmente sanzioni per violazioni di carattere formale, i termini per l'emissione della fattura non saranno più quelli inizialmente previsti. Nelle 24 ore successive devi fare la fatturazione elettronica, ormai in tempi più lunghi. Le violazioni saranno sostanzialmente non sanzionate il primo periodo, i primi 6 mesi, i primi 9 mesi, adesso vedremo cosa succederà definitivamente, in modo da consentire un avvio soft dell'operazione. Del resto questo era quello che aveva chiesto l'Ordine dei Dottori Commercialisti: agevoliamo la vita delle persone senza bastonarli all'inizio per un errore che può essere un errore di piccola entità, e poi nel futuro vediamo come evolvere, ma è una questione di buon senso, una questione di buon senso, no, e un modo per evitare che le persone vivano in modo ancora più traumatico questo adempimento, perché se lo affrontano con serenità sicuramente faranno meno errori, avranno meno problemi e avranno un approccio molto più tranquillo. Ecco, quindi abbiamo visto una moratoria dunque per un primo periodo, dai 6 ai 9 mesi, questo si vedrà. E poi di che sanzioni stiamo parlando, di che cifre stiamo parlando, perché magari la gente è spaventata anche da questo, no? La mancata emissione della fattura è sanzionata, adesso darle gli ammontari lo lascio alla mia collega che ha preparato tutte le informazioni, però le sanzioni per la mancata emissione dei documenti sono pesanti, sono percentuali o multipli dell'imposta omessa e evasa, sono sanzioni che poi sono in misura fissa per la mancata emissione del documento, e comunque il nostro sistema sanzionatorio è uno dei più feroci per quello che riguarda il mancato adempimento. Quindi anche questo è uno degli aspetti che in qualche maniera, come dire, giustifica il terrore che abbiamo visto, no, da parte di molte persone, vero? Sì. Dottoressa? Sì, assolutamente sì, nel senso stiamo parlando di sanzioni che ad oggi sono ridotte, c'è una riduzione al 20% dell'imposta chiaramente nel momento in cui la fattura non viene emessa tempestivamente, ma viene emessa entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica successiva. Non vorrei entrare troppo nei tecnicismi, ma comunque abbiamo un lasso temporale per il primo periodo che consente comunque un adeguamento per tutti i soggetti coinvolti.
Poi chiaramente, ecco, come accennavo prima, ci sono anche degli oneri in carico, ecco, al soggetto che non riceve la fattura, perché chiaramente nel momento in cui non viene emessa in formato XML si innesca anche un meccanismo per il quale il soggetto appunto che non ha ricevuta, ma magari si trova ad aver pagato una prestazione e quindi non ha ancora in qualche modo ricevuto un documento attestante l'operazione, deve in qualche modo intervenire e quindi emettere un'autofattura, che è sostanzialmente l'emissione di un documento per sostituire, ecco, quella che è la mancanza del soggetto emittente, per cui ecco, abbiamo veramente moltissime sfaccettature, ecco, anche sotto l'aspetto sanzionatorio. E quindi insomma è importante anche, dottor Russolo, no, consigliare correttamente le persone, quelli che sono poi i diretti interessati, perché magari il rischio di farsi male, voglio dire, se non si sta attenti, c'è. È indispensabile consigliare attentamente le persone, correttamente le persone, seguirle in questa fase di avvio per consentirgli di affrontare l'adempimento in modo sereno. D'altra parte, non emettere le fatture in formato cartaceo è esattamente come non emetterle in formato elettronico. Ci sarà, allora, le sanzioni sono le stesse, è chiaro che è cambiato l'adempimento, cambia. La modalità non cambia la pena nel caso di non fare l'operazione. Teniamo presente che alcuni soggetti, ad esempio i medici che sono esonerati perché trasmettono il dato con il sistema della tessera sanitaria, per gli adempimenti che non rientrano in quel tipo di adempimento dovranno dotarsi della fattura elettronica, dello strumento, perché quando fanno le fatture al centro di medicina per le loro prestazioni, non nei confronti del privato, dovranno attivare questo sistema. Anche nei confronti del paziente, allora? Nei confronti del paziente sono nel caso in cui il paziente rifiuti l'emissione, la comunicazione al sistema della tessera sanitaria. Lei sa che se per una qualche patologia non dovesse volere che il suo medico comunichi il dato al sistema della tessera sanitaria, lei può opporre il suo rifiuto a questo tipo di comunicazioni. In questo caso il medico dovrebbe farle la fattura elettronica, perché lei è al di fuori del sistema della tessera sanitaria. Se invece lei dovesse opporre il rifiuto al sistema della tessera sanitaria, la comunicazione al servizio sanitario di quel dato lo fa dopo che il medico ha fatto l'invio, questo dato non verrebbe comunicato, ma il documento di certificazione sarebbe già emesso e in quel caso andremo al di fuori di quell'ambito e quindi di fatto la sua prestazione medica non apparirebbe ad esempio nel suo 730 precompilato. Certo, certo. Però io sono abbastanza convinto che anche molti esonerati rapidamente, soprattutto i più giovani, rapidamente, visto che le riceveranno in formato elettronico, le fatture in qualche modo si dovranno dotare, si adegueranno rapidamente al nuovo ma perché è un modo facile per avere rapporti anche nei confronti del loro committente. Se la multinazionale riceve il 95% delle fatture in formato elettronico, io che sono magari un professionista che devo curargli la sicurezza, lo faccio solo in formato cartaceo, li obbligo a un adempimento per il quale sono quasi poco disponibili. Sarà comunque una modalità che verrà adottata dalla gran parte dei contribuenti, superato un primo periodo di approccio iniziale. Di adeguamento, diciamo. Allora, ancora l'ultimo break pubblicitario, noi ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi, a tra poco. Fatturazione elettronica, ore 13, siamo nuovamente in diretta, ultima parte della trasmissione dedicata appunto a questa novità che entrerà in vigore a partire dal 1° di gennaio del 2019. Dottoressa Campagnaro, un soggetto che è obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista a emettere, a conservare
le fatture elettroniche? Assolutamente è possibile, nel senso avvalersi comunque dei professionisti. Ecco, diciamo che la figura del professionista assume in questo momento, ecco, di cambiamento un ruolo estremamente importante come appunto consulente nella riorganizzazione di quelle che sono le procedure interne, quindi la riorganizzazione del ciclo di fatturazione sia attiva che passiva per quanto riguarda appunto sia le aziende, appunto i clienti esterni, ma anche per i soggetti che appunto si rivolgeranno ai professionisti proprio per ottenere anche un supporto tecnico di carattere appunto specialistico per l'emissione della fattura e anche la ricezione della fattura. I professionisti potranno quindi essere delegati dai contribuenti che non saranno in qualche modo in grado di affrontare, ecco, questo cambiamento di carattere tecnologico, perché ricordiamolo, la fattura elettronica coinvolgerà, diciamo, tutte le fasi, sia dall'emissione della fattura, dalla generazione del file XML, ma anche dalla conservazione del documento in formato, diciamo, digitale. Per cui ecco, abbiamo un ciclo completamente dematerializzato. I professionisti in questo contesto, ancora una volta, potranno supportare anche da un punto di vista tecnico i propri clienti che non riusciranno appunto ad affrontare, ecco, questa novità, e quindi delegare completamente quella che è la gestione sia del ciclo attivo che del ciclo passivo. Poi chiaramente, ecco, il ruolo del professionista di nuovo assume anche un'importanza in quelli che sono i rapporti con l'Agenzia delle Entrate, perché abbiamo appunto alcuni adempimenti come la comunicazione di quello che è il codice destinatario, che vorremmo identificare, ecco, come l'indirizzo telematico che deve essere in qualche modo attribuito ad ogni soggetto. Questo deve essere comunicato anche all'Agenzia delle Entrate, per cui ecco, un ruolo assolutamente fondamentale. Ecco, per quanto riguarda l'IVA invece, qual è l'impatto della fatturazione elettronica sulle registrazioni e sui versamenti di questa imposta? Diciamo, ecco, che non ci sono dei cambiamenti, ecco, rilevanti per quanto riguarda l'obbligo, diciamo, di annotazione sia delle fatture emesse che quelle ricevute, nemmeno, ecco, con riferimento a quelle che sono le modalità, diciamo, di versamento e di determinazione appunto dell'importo oggetto di versamento. Appunto i pagamenti continueranno ad essere effettuati con le consuete modalità. Quello, diciamo, che è in qualche modo, ecco, un passo in avanti rispetto appunto a quelli che sono, ecco, le annotazioni che vengono normalmente effettuate. Ecco, l'obbligo di fatturazione elettronica consente in qualche modo di snellire quella che è l'acquisizione dei dati e quindi la tenuta materiale della contabilità, proprio perché è possibile in qualche modo snellire il procedimento di contabilizzazione dei documenti sia emessi che ricevuti. Per cui ecco, c'è questo, diciamo, vantaggio, ecco, della fatturazione elettronica. Poi, ecco, lo accennavo prima, c'è anche la conservazione che quindi nell'ambito, diciamo, sia delle annotazioni ha un impatto estremamente, ecco, rilevante, proprio perché la fattura emessa in formato XML deve essere conservata in formato elettronico, per cui ecco, abbiamo anche questo passaggio ulteriore. Ecco, ma si possono correggere le fatture elettroniche, dottor Russolo? Se dovesse succedere, si possono annullare e saranno annullate nel caso in cui l'invio della fattura elettronica venga respinto dal sistema, perché ad esempio ci sono dei dati che non sono congruenti, perderemo o sostituiremo il numero a seconda del fatto che sia una fattura che possiamo sostituire, perché abbiamo avuto notizia in un tempo sufficientemente breve per cambiarla. Verranno rettificate cancellandole e riemettendole sostanzialmente. Le note di variazione, se anche l'Agenzia delle Entrate prevede l'emissione delle note di accredito per le fatture che non sono state emesse in modo da cancellare la contabilità, sostanzialmente le fatture elettroniche avranno ben poche possibilità di variazione. Potremo annullarle e sostituirle. Ecco, quando si considera emessa una fattura elettronica, nel senso, insomma, che cosa deve fare poi un contribuente, un artigiano, un professionista una volta finita la prestazione? Diciamo, ecco, che il processo, ecco, deve essere dematerializzato. Se in precedenza cosa succedeva? Si produceva, ecco, un documento in formato cartaceo, il soggetto appunto che ha eseguito la prestazione o appunto ha
ceduto un bene, dovrà comunque predisporre un documento che avrà un formato elettronico. La fattura elettronica, ecco, conterrà gli stessi dati di quelli previsti per appunto la compilazione e la predisposizione di una fattura cartacea, per cui cosa deve fare un soggetto che deve appunto emettere una fattura? Deve predisporla in un formato XML, quindi dovrà dotarsi di un software per poterla appunto generare. Una volta generato, ecco, questo file dovrà essere consegnato ad un postino telematico che è il sistema di interscambio, meglio noto sotto l'acronimo SDI. Quindi questo postino telematico in qualche modo, al quale deve essere consegnata appunto la fattura da parte del soggetto emittente, dovrà occuparsi di portare a destinazione la fattura e quindi portarla in qualche modo a conoscenza del cliente, e lo fa appunto in maniera elettronica. Materialmente cerco di semplificare il più possibile. Il file in formato XML contenente la fattura elettronica può essere consegnato a questo postino avvalendosi di quelli che sono i sistemi messi a disposizione gratuiti da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi sostanzialmente si segue una maschera, una serie di susseguirsi di maschere di un software che consente di terminare, diciamo, la predisposizione della fattura e quindi di trasmetterla al sistema di interscambio, oppure attraverso tramite una PEC. Poi ci sono vari meccanismi in base anche a quelle che sono, ecco, il grado di informatizzazione del soggetto emittente. Esatto. La versione, ecco, più semplice, ecco, per immaginare questo appunto processo elettronico è quella di in qualche modo generare un file XML, portarlo a conoscenza del sistema di interscambio, quindi di questo postino, diciamo, telematico, attraverso uno dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che ritengo sia, ecco, il più semplice in dotazione, e quindi una volta che questo postino avrà acquisito questa fattura la porterà a conoscenza del destinatario. Quindi possiamo, ecco, avere come una raccomandata un procedimento che va a buon fine, quindi una fattura che viene correttamente consegnata al cliente. Possiamo avere anche una notifica di scarto, quindi come accennavo in precedenza abbiamo la necessità di sostituire, di correggere un errore, quindi di riemettere nuovamente la fattura in formato elettronico, oppure abbiamo anche la possibilità che la fattura, seppur formalmente corretta, non venga in qualche modo portata a conoscenza del destinatario, perché questo ad esempio ha la casella di posta elettronica certificata piena, quindi non è in grado di acquisire il documento. In questo caso ci sarà una segnalazione per cui, ecco, il soggetto emittente sarà chiamato in qualche modo a contattare, ecco, per vie che non sono appunto il cliente, esatto, in maniera tale da avvisare che all'interno appunto dei servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, perché di fatto il sistema di interscambio è l'Agenzia delle Entrate, che appunto il documento è a sua disposizione. Insomma, per cui che c'è un postino che sta bussando, ma non trova nessuno, ecco. Esattamente, in sostanza, per essere chiari. Manca poco alla chiusura della trasmissione, abbiamo alcune domande che ci arrivano dai nostri telespettatori, sono arrivate via mail, che sicuramente possono essere di interesse anche generale. Ci scrive Gianni da Ponzano, per esempio, a chi converrà aderire alla sanatoria prevista dal governo e quando sarà operativa. Sicuramente è una questione molto, molto calda che interessa parecchi contribuenti. Dottor Russola. A chi converrà aderire alla sanatoria dipenderà dalla situazione in cui si trova un soggetto, dipenderà dalla tipologia di cartelle o di avvisi che ha ricevuto, dipenderà dal grado di giudizio in cui si porrà questa persona, dipenderà ad esempio se il giudizio dopo 2 vittorie del contribuente si sia incardinato o meno in Cassazione, oppure se stia ancora attendendo l'accesso, dipenderà dal peso dell'eventuale sanatoria, quindi se abbia aderito alla prima rottamazione o non abbia aderito alla seconda, se sia decorso il termine per presentare l'opposizione, se abbia pagato o non abbia pagato il termine, se sia scaduto o meno. Insomma, è piuttosto complessa. Ci sono una serie di situazioni che si intrecciano in modo
non chiarissimo e non facilmente definibile. Se qualcuno ha una cartella, un avviso bonario, piuttosto è meglio che si rivolga ad un professionista per esaminare caso per caso, per capire effettivamente quali sono le sue possibilità. Ecco, telegrafici invece questa risposta a Gilda da Casier. Vorrei sapere, per le vecchie cartelle esattoriali inferiori ai 1.000 euro si annulleranno automaticamente o servirà ad attivare la procedura? Telegrafici. Ad oggi che mi risulti, ecco, non c'è una specifica procedura. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione farà una verifica dei carichi alla fine dell'anno, se non sbaglio, per cui la procedura dovrebbe essere in qualche modo automatizzata, altrimenti ecco, il gioco non vale la candela. Di nuovo si innescherà un meccanismo per cui dobbiamo in qualche modo instaurare un rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quindi cerchiamo di chiarire anziché complicare ulteriormente le cose. Allora, siamo al termine di questa puntata dedicata alla fatturazione elettronica. Speriamo naturalmente di avere chiarito sotto tutti gli aspetti questo argomento sicuramente piuttosto complicato, diciamo, per chi non è del settore. Un ringraziamento particolare a Cristina Campagnaro dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, a Stefano Russolo, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, e grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Una buona giornata.